A vederlo così, proiettato sullo schermo della sala Bresciani Alvarez di Palazzo Moroni, sembra un container simile a quelli che si usano in caso di calamità naturali e che si trasforma in casa per gli sfollati che devono affrontare l'emergenza. Il concetto non è molto diverso per questo progetto di scuola mobile che nasce dall'intuizione di un architetto padovano. È una scuola di facile costruzione, di facile manutenzione, che può inserirsi in qualsiasi ambito, sia di emergenza sia in paesi in via di sviluppo, e può essere portato nel posto in pochissimo tempo, montato in pochissimo tempo, e può garantire quegli standard per l'istruzione importanti che possono essere lo spazio per lo studente, l'illuminazione, la reazione e la completa autosufficienza dal punto di vista energetico. Mobile School è infatti una struttura facilmente smontabile e trasportabile, costituita di unità mobili espandibili, con elevati standard di qualità abitativa ed energeticamente sostenibile. Un'aula che può accogliere dai 24 ai 48 giovani studenti a seconda delle necessità e che risponde a un principio fondamentale: realizzare in tempi rapidi un ambiente adeguato a studenti che vivono in contesti abitativi problematici per le ostili condizioni climatiche, per il difficile contesto socio-economico, per eventi calamitosi di gravità eccezionale. Mi ha spinto l'esperienza che ho fatto ad Haiti l'anno scorso nel post-terremoto, dove, confrontandomi con altre organizzazioni con cui lavoravo, ci siamo accorti che il diritto di studio e di continuità della scuola era importantissimo per i bambini e che purtroppo non esistevano strutture adatte a questo. Lo raccontano le splendide foto che ha realizzato tra fine giugno e fine agosto 2010 proprio ad Haiti, in quei 2 mesi di esperienza con il gruppo di volontariato civile di Bologna, lavorando al progetto di 5 scuole nella zona rurale di Petit Gauve, una consulenza che nasce da una scelta maturata qualche anno fa dopo 30 anni di esperienza professionale. Dedicarsi a mettere a disposizione il proprio bagaglio professionale di altri paesi in altre situazioni di emergenza o sviluppo con altre organizzazioni internazionali. Dal punto di vista personale è stata una grandissima esperienza umana, perché ho potuto lavorare con i beneficiari, quindi le 5 scuole sono state costruite con le comunità, con gli insegnanti, con i bambini che quando arrivavo sul posto mi correvano incontro e mi chiedevano per favore facci la scuola. È una forza che immensa e che ti fa veramente lavorare con entusiasmo. Mi ha impressionato il fatto che dopo mesi e mesi, erano ormai 6 mesi, sembrava fosse successo ieri il terremoto, quindi erano situazioni che stava diventando normalità l'emergenza. Una storia di impressioni e di emozioni che vale la pena raccontare perché è il movente di un progetto che ha una valenza anche più ampia. Quel progetto, che al momento è solo un disegno sulla carta, sarà realizzato dagli allievi dei centri professionali del Veneto. Sarà la scuola a costruire la scuola. La prima Mobile School sarà realizzata nel giro di un anno coinvolgendo numerosi centri professionali dell'ENAIP e sarà destinata a un villaggio etiopico. Un'iniziativa che mette in rete l'ENAIP del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, l'ENAIP nazionale, le ACLI, i comuni di Padova e di Trieste, con le collaborazioni dell'Ambasciata d'Italia e dell'Associazione Italiana di Addis Abeba e di SI Project. È un progetto che sposa l'essere ENAIP. Vi è una parte di processo, di produzione nel fare, è scuola e i ragazzi con le loro mani costruiscono una scuola. Spacchiamo un po' questo assioma scuola, lavoro, costruiamo un nuovo assioma, lavoro costruisce la scuola. Un progetto di impresa formativa, e cioè una modalità di formazione in assetto lavorativo che permette ai ragazzi di cimentarsi in attività concrete finalizzate alla produzione, sperimentando tempi, modalità organizzative, dinamiche di gruppo proprie di un'attività lavorativa ed economica. Noi formiamo delle persone
E prima cosa, il principio del dono per noi è una cosa molto importante che questi ragazzi devono riscoprire. Un progetto che ha una forte valenza sociale, oltre che un significativo impatto educativo, interessando le attività didattiche del comparto elettrico e dei settori della meccanica e della termoidraulica dei centri professionali dell'ENAIP, che realizzeranno il prototipo affiancati dai progettisti. Già nelle prossime settimane si cimenteranno fin dalle fasi di progettazione, per eseguire poi specifiche tecniche, test di laboratorio, parti meccaniche ed elettriche, fino ad occuparsi della logistica, e cioè il montaggio, lo smontaggio, imballaggio, organizzazione dei carichi, trasporto per la collocazione sul posto. Un'iniziativa ambiziosa per la quale i promotori lanciano fin d'ora un appello ad aziende ed enti che vogliano diventarne partner, prendendo parte in qualche modo alla realizzazione di questa prima scuola mobile. La valenza di un centro professionale come l'ENAIP è anche questa, non solo addestrare mani e intelligenza, ad imparare una professione e fare impresa, ma fare tutto questo anche per una ragione che va oltre i valori dello studio e del lavoro. E a qualcuno che dimostrasse scetticismo, Paola Vecchiato saprebbe cosa rispondere. Gli farei vedere innanzitutto le foto di quelle scuole dove io ho lavorato, per fargli capire dove questi bambini andavano a scuola e la gioia comunque che avevano, quello che li trascinava in questo. Secondo me devi essere motivato da questo.